ben trovata. So Ciao, che gli antenati vi hanno fatto uno scherzetto col camino, infatti ti stai sventolando perché esatto. qualche burlone, no? Ha fatto uscire tutto il fumo, ma va bene così. Allora, cara, dove ti trovi in questo momento? Cos'è questa casa? Allora, sono in una bellissima casa dell'Ottocento, siamo a Padria, come hai detto giustamente tu, e buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Questo vezzosissimo ventaglio purtroppo è dovuto ai fumi del camino antico che è stato acceso. Siamo in una casa museo, una casa che normalmente è chiusa, è stata aperta proprio per noi, si chiama Casa Piras, al centro di Padria, è la casa di proprietà di una famiglia, la famiglia Fois Dettori, che l'ha ristrutturata, custodita come se fosse un vero e proprio museo. Ci basterebbero 3 trasmissioni per descriverla tutta quanta perché è enorme e in questo momento noi siamo nella cucina. La tavola imbandita, che cosa ci racconta? Allora, qui partiamo da una cosa molto importante. In Sardegna esiste un culto degli antenati, cioè si crede che i nostri morti non spariscano, non svaniscano nel nulla, ma vadano a vivere in una dimensione parallela e che la dimensione dei vivi e la dimensione dei morti a un certo punto si incontrano, cioè il confine viene meno in determinati periodi dell'anno. Uno di questi è il 1° novembre, esatto, che corrisponde alla notte della commemorazione dei defunti e quindi questi morti tornano, i nostri antenati, nella casa dove hanno abitato e vanno a trovare i vivi, ma non per spaventarli, non è un Halloween, ma vanno a trovare i vivi proprio per condurli, per guidare la loro vita, come se fossero dei daimon, degli spiriti guida. Certo. E i vivi che cosa fanno per accoglierli? Preparano questa bellissima tavola che vedete davanti a me. Ecco, è una tavola imbandita di tutto punto, troviamo dei dolci. Che dolci sono quelli che stiamo vedendo? Allora, questi sono i dolci, diciamo, classici che si fanno in Sardegna durante appunto la commemorazione dei defunti. Sono dei dolci fatti di mandorle, noci, farina con una glassa di zucchero, si chiamano papassini, li chiamiamo in italiano, oppure sos pabassinos in sardo. Ma come vedi la tavola è apparecchiata con le tovaglie più belle, i piatti di porcellana più belli e ogni famiglia, ogni paese ha una sua tradizione. C'è chi cucina la pasta, come vedete qui esposta davanti al tavolo, c'è chi mette solo magari formaggio, salsiccia, il pane, c'è chi si accontenta dei melograni che sono un frutto di questa stagione, dei fichi secchi, dell'uva passa e delle noci. La cosa importante è che in certe famiglie gli antenati avevano dei piatti preferiti e quindi i vivi cosa fanno? Cucinano i piatti preferiti degli antenati, oppure addirittura, come vedete qui, mettono i sigari se gli antenati fumavano. Una cosa importantissima della tavola è non mettere mai i coltelli, perché non si sa mai, magari qualche anima potrebbe tornare e non essere propriamente buona. E non essendo molto risolta. Allora, tu hai scritto un libro bellissimo, si chiama La cena delle anime, appunto, è un romanzo dove dentro metti degli elementi di realtà che derivano dalla tua storia familiare, da delle storie della Sardegna e poi ovviamente inventi perché sei una narratrice. Che cosa racconta questo tuo libro? Certo. Qual è il filo conduttore del libro? Il filo conduttore è la storia di una donna che torna in Sardegna, torna nella sua casa, che appunto è stata ispirata a questa bellissima casa della famiglia Piras Dettori, e trova la sua tata ad accoglierla, ma soprattutto trova delle memorie, perché come sai benissimo ogni casa, soprattutto quelle che sono appartenute a noi da generazioni, raccontano la storia. E questa protagonista scopre l'esistenza, guardando un'antica fotografia, sai, di quelle gialle appese alla parete, lei scopre la storia di una sua trisnonna di cui lei non sapeva niente e quindi inizia la seconda parte del romanzo, che è la narrazione dell'Ottocento, e il romanzo vero e proprio è la storia di Mimì, questa donna scomparsa nel nulla. Ecco, e tu fai un ritratto della Sardegna lontana dalla Sardegna che noi conosciamo, ci immaginiamo tutti il mare cristallino, i pastori nuraghi, vero? Che Sardegna racconti con questo romanzo?
Assolutamente, guarda, uno dei miei scopi è proprio raccontare un'altra Sardegna, perché la Sardegna non è solo un'isola, o perlomeno quando si parla della Sardegna nell'Ottocento si descrive sempre un'isola arretrata, culturalmente povera, invece no, la Sardegna era un'isola anche diversa, cioè aveva un'altra anima, era un'anima di persone che erano curiose, viaggiavano in continuo fermento, che uomini e donne che studiavano, che dissertavano di diritto, storia, archeologia, filosofia, ed erano persone che si vestivano nelle grandi sartorie d'Europa, da Parigi a Torino, e che avevano degli interessi incredibili su tutto questo e che per fortuna sono rimasti fino a noi. Quell'abito è bellissimo, un abito stupendo. Di chi era? Era incredibile questo, che bello. Questo qui è l'abito della bisnonna dei padroni di casa ed è un abito confezionato a Parigi, come vi dicevo, quindi la Sardegna aveva tanto da raccontare. Ecco, è Maria fatto Laura, di velluto, come vedi, di di broccati antichi. Maria Laura, raccontami di te, tu porti un cognome importante, Berlinguer. Qual è la storia della tua parte di famiglia, Berlinguer? Allora, qui non racconto la storia della parte di famiglia di mio padre, ma racconto quella di mia madre. La famiglia di mia madre, soprattutto il mio bisnonno, e nel romanzo c'è il nome e viene evocato, si chiamava Vincenzo Di Sì, faceva parte di quelle persone che ti ho descritto prima, quindi era un archeologo, era uno studioso di archeologia, era un editore, un tipografo e un grande collezionista. La sua enorme collezione è custodita oggi al Museo Archeologico Sanna di Sassari e grazie a quel suo lavoro, a quello che lui ha ritrovato e messo e donato alla cittadina di Sassari, è stato potuto studiare l'epoca nuragica dei grandi archeologi della Sardegna. Tra queste reperti, primo fra tutti, spiccava uno in particolare, si chiamava Le Tre Spade di Padria, ragione per cui io ho ambientato il mio romanzo in questa deliziosa cittadina. Sì. E le Tre Spade di Padria sono rimaste nella mia memoria familiare, mio nonno me le raccontava, io da bambina, ti puoi immaginare, fantasticavo su tutto quello che avveniva, chi le aveva prese in mano, che cosa mai poteva succedere con queste spade, finché alla fine chiaramente ho scritto e ho costruito un romanzo attorno a queste spade. Ecco, invece Enrico Berlinguer era... Che rapporto di parentela hai con lui? Enrico Berlinguer era il cugino di mio padre, cioè il padre Mario di Enrico e Aldo, il padre di mio padre, cioè mio nonno, erano fratelli e venivano tutti dalla stessa famiglia. Tutti dalla stessa famiglia. E tu, è vero che ti occupi del Made in Italy? Oltre a essere un'autrice, una scrittrice? Sì, il mio lavoro principale... Anzi sì, assolutamente. Il mio lavoro principale dal 2015 in poi è stato quello di selezionare e promuovere la microartigianalità italiana, cioè quelle cose meravigliose che hanno fatto grande l'Italia. E io ne parlo, le racconto e le promuovo, facendo sì che tutti in Italia possano conoscere le nostre meraviglie. Ecco, sedendoti alla Cena delle Anime, c'è qualcuno che vorresti rivedere per una notte? Ma assolutamente sì, io vorrei rivedere la mia nonna, perché la mia nonna, e forse è lei che la sua anima che mi ha ispirato a questo romanzo, perché mia nonna scriveva, da parte di mamma si chiamava Maria De Siruio, e lei scriveva romanzi d'amore, quei famosi romanzi a puntate che venivano pubblicati negli anni 60 nelle grandi riviste italiane per le femmine, per le donne. Va bene, grazie Maria Laura. E quindi grazie. io, se mi permettete... Sì. Certo, ti accomodi. Mi siedo e l'aspetto qui per il prossimo romanzo. E aspettiamo, sì, brava, per la prossima notte.